faccio? Allora, due cose di panna. Mamma mia, la noce moscata. Oh, arrapi un attimo. Eccola qua, noce moscata. Permesso? Si può? Luca! Adesso, tutto bene? Hai preso tutto quello che ti ho detto? Ti stavo murmuriando, stavo dicendo, hai fatto delle precisazioni, la noce moscata, la pennetta. Ho fatto tutto in maniera perfetta, zelante. L'hai fatto bene? No, più che zelante, zisolfante. Si sta pure fortunato perché non ti ho chiesto di fare la mia specialità giapponese, capite? E non era a me, sushi. Fammi vedere se viene cose. Senti, ma ti è piaciuta l'abbondanza, la noce moscata? Devo dire la verità, si vede che siamo in crisi anche televisiva. Se ne pigliamo un e non fa niente, ma arrangiamo lo sai così, che arrangiamo così. Se ne mette poca, Aspetta che voglio subito mettermi all'opera con te. Siamo persone serie. Ho il grembiulino. Sono personalizzato, San Maria? No, assolutamente no. Come si mette? Questo oppure tu? Ah no, penso più di. Proviamo annanzi. Grazie. Proviamo a metterlo avanti, Luca. No, dipende, tu lo sai, lo mettiamo avanti, lo mettiamo dietro, l'importante è metterlo. No, però voglio dirti una cosa, Sì. io sono qui, però ti faccio compagnia, in realtà devi cucinare No, tu tu. mi devi dare anche una mano però, lo sai. Ah, Senti, la prima cosa me la fai la nocca. Certo che sì, la nocca è artami, sono qui proprio per fare le nocche, credimi. Grazie. E voilà. Ecco, come fa? Allora, mi hai parlato di una ricetta specifica, io vorrei anche raccontarlo alle persone da casa perché... Perché poi ci guardano anche, io poi posso certo dimenticare, che sì. la nostra amicizia mi permette di pensare di pensare che mangiamo soltanto. soltanto. Assolutamente, l'ho fatto perché so che sei un grande cuoco. Sì, però posso dire una cosa, i grandi cuochi hanno anche il cappello. Tu, ma io ce l'ho il cappello, Luca. Guarda, vedi. Luca, ma io il cappello ce l'ho. Metto alla prova. Ma questo non è un cappello normale. No. Questo l'ho fatto fare perché so che tu sei un pezzo d'uomo. Diciamo allora meglio un pezzo d'uomo che un pezzo. Così mi diventi pure un po' più almeno alto. facciamo finta che io sia un po', meno... come dire, un pochettino. No, secondo me. No, secondo me stavi meglio prima. Aiuto, mamma, non ci vedi che chiudo. No, ok, perfetto. Va bene così? Sì, va benissimo. Aspetta, lo stringo un poco, meglio stringerlo che a stringerlo, perché adesso volevo limone. Aspetta un attimo. Luca, vogliamo raccontare per sommi capi che cosa sarà sta ricetta? Perché tu mi hai detto le pennette alla Luca Cive, però in una tu mi hai invitato, mi hai detto un programma nuovo, devi cucinare. Io ho subito capito che si trattava di un programma al passo con i tempi, perché una volta ti invitavano a casa e cucinavano al lato, poi invece la cucina tu. Diciamo che si tratta di una ricetta che fa parte della mia infanzia, un piatto semplice ma un po' atipico, nel senso che... E intanto vai, sì, intanto vedere. Che chiacchieri, dai. Non devo provare, tieni così, no, che fa? No, questo si fa proprio così. Ecco qui. Per la serie Napoli violenta. 2 peperoni, che in realtà, trattandosi comunque di un'emittente campana, mi permetto di chiamare i puparol. E ci è Nello piaciuto. specifico ti ho chiesto di prendere uno giallo Tanto e lo uno tolgo rosso. di mezzo. Ecco, in virtù del fatto che stiamo fuori stagione con puparolo, tu l'hai pigliata verde, ma va buono stesso. Non ti preoccupare. Però è più bella televisivamente. Allora, perché i peperoni? Quando poi in realtà ti ho chiesto poi di prendere delle penne rigate. Posso fare una domanda a te? Certo. La scelta della marca è casuale? Assolutamente. No, dobbiamo ringraziare il team. Grazie team e anche Vodafone, perché tengo Vodafone. Quindi c'è qua. Grazie. Dopodiché, insomma, ti ho fatto prendere la panna e vedi, pochi ingredienti ma semplici. La panna, chef, mi raccomando, non prendete la panna per i dolci perché sennò facite. Questa è una cosa interessante perché è anche una ricetta economica, allora. Molto economica, e di questi tempi tu lo sai, le cose semplici spesso e volentieri sono le più buone e anche quelle che ti fanno risparmiare. Certo. Il burro, del quale insomma usufruiremo, ma semplicemente poi per una noce di burro, ecco, e poi la noce moscata che già hai riposto? No, è possibile, ecco, questa piccola supposta di sapore che è appunto la noce moscata, ecco, vediamo. Madonna! L'ho fermata. Che lei piomba. È meglio che la pigli, non vi muovete. Che lei piomba, voglio dire. Senti, guarda questa noce moscata. Noce moscata. Non si sente una mozzarella di San Giuseppe. Perché bisogna aprirla per sentirla. Vedi, la noce moscata, adoperata anche per molti cocktails, è come il Georgian Flip. Avete mai Hai fatto cascare la bacchetta. Ecco, vabbè, ma sono piccoli particolari. Dai. Allora, dicevo, quando ero bambino, devi sapere che avendo la fortuna di venire da una famiglia molto modesta e semplice, si mangiavano le cose più semplici, ciò nonostante la mia mamma ha e aveva una certa fantasia. Tra i piatti preparati da lei, come si dice, a casa dei poveri non mancano i tuzzurelli, mamma preparava questo piatto che a me faceva impazzire. Essendo un amante del puparuolo, questa variante, se vogliamo, un po' di un semplice piatto di pasta con la panna è una pasta con i peperoni. La preparazione però è fondamentale per esaltare il gusto del peperone senza però renderlo un po' troppo eccentrico, in virtù del fatto che si tratta comunque di un sughetto creato appunto dalla panna e dai peperoni che va poi ad arricchire quella che è la pasta. Ti ho fatto prendere la penna rigata, si potrebbe anche fare con la farfalla.
ma siccome siamo in fascia protetta, la farfalla la lasciamo stare, quindi è meglio la penna. Possiamo cominciare? Certo che tu sì, mi non vedo aiuti a me, l'ora. perché siccome non sto a casa mia, ma sto a casa tu, sei tu. Allora, io ho Rosy, per favore, ci raggiungi perché Rosy? dimmi che cosa ti serve. Sì, allora, innanzitutto... Noi abbiamo piato già un po' di pentole, però se hai bisogno di un altro. Innanzitutto a stronzato lo capire l'hanno fatto vedere, quindi Ma ce ne potevi imburire, bravo. Diciamo Ha fatto pure assai piacere, Perfetto. società. Ecco qua, allora la prima cosa, innanzitutto trattandosi di un primo piatto ti consiglierei di mettere subito l'acqua così risparmiamo Semplicemente. alto livello, che te lo dico a fare. No, sai perché? Perché altrimenti ci perdiamo in chiacchiere come facciamo Sì. sempre. Nel frattempo io, che ti posso dire, mi taglio questi puparuoli, che ne dici? Cominciamo un pochettino. No, sai che cosa stavo pensando però? Dici. Che c'è sta una tristezza senza musica, io non ci sono abituata senza musica. Pure io, sai. Che Sai dici? perché? Ma se accendiamo un po' lo stereo? Ah sì, anche perché diciamo che senza musica io non mangio, nel senso che... Sì, dici. Non voglio manco mettere una canzone normale, voglio mettere qualcosa e le tue praticamente dopo. vai, divertiamoci, appicci Ah, su pure stereo, perché è un casino appicci. dopo cucinare, se non Ecco ti mi qua. ci va a ridere la Appicci, cucina. appicci, ci metto roba qua, Vado. ci vuole, allegria. Una domanda, una cosa importantissima perché la gente da casa vuole capirla pure per realizzarla. Ma c'è una logica precisa per tagliare i peperoni? No, più che altro spiego perché li ho tagliati. Anzi, perché come li tagliate a chi sticca? No, ti spiego perché l'ha già tagliata che si capi che si sparava non mi arriva la stessa cosa. Diciamo che il fatto è questo, scherzi a parte, come vedete non ho ancora tagliato questi 2 pezzettini di rosso contro l'intero peperone giallo, perché la maggioranza del sapore lo deve dare il peperone giallo. Differentemente da quel che si pensa, i peperoni che usualmente noi mangiamo in tanti modi, ma principalmente un napoletano si mangia in padella, bello, come piace a noi, con le olive, il sapore di quello rosso è molto diverso da quello giallo. Quello è più intenso? Più delicato, sì, il rosso è più intenso, tant'è vero che di rosso, anche per una questione poi di colorazione, se ne mettono solo 2 striscette, come vedi, contro invece l'intero peperone giallo, che adesso poi taglio alla fine. Hai bisogno di qualcos'altro intanto? No, frattanto mi preparare una padellina, ce l'abbiamo, l'acqua sta bollendo, quella sì, padella l'acqua è bolle. Ok, allora, la padella è qui? Perfetto, allora ti faccio vedere, dopo che abbiamo unito, ecco, tutti i peperoni, adesso è indifferente quello che facciamo, che cosa facciamo? Noi prendiamo, ci avviciniamo, li mettiamo nella padella, anzi facciamo una cosa che facciamo vedere anche a loro, la portiamo un attimo qui, mettiamo tutti i peperoni qui. Ed hai bisogno di una noce Perfetto, mi di serve burro. una nocetta di burro. Si può fare anche con l'olio. Diciamo che il grasso animale, per quanto faccia più male, ma in realtà... Tu come mai preferisci col burro? Ma perché il burro io lo uso anche per lubrificare. No, scusa, perché diciamo che il burro è più tenero, l'olio ha un sapore un po' più... Ha varie funzioni, e quindi tu trovi, tu trovi. Prendete giusto una noce, come vedete, così, diciamo una bella noce, vabbè, lo mettete in mezzo così. Che cos'è? Sì, considerando... Allora, innanzitutto voglio dire... Un quinto del... Un quarto, forse sì. Un semiquinto, dov'è? Un semiquinto. Una semiminima, va bene. Allora, la cosa importante da dire è che io sto preparando questa cosa considerando il mezzo chilo di pasta, i 400 grammi, quindi in media per 4 persone, questo è importante. Accendiamo sotto la TL. Fatto. Ecco qui, mettiamo così, mi metto a favore di camera. Ora avrei bisogno di quella lì che usava mia mamma per picchiarmi, la cucchiaiella. La cucchiaiella. Allora, come potete vedere, la fiamma come va messa? Molto bassa, perché in realtà se noi lo facciamo, lo mettiamo a fiamma troppo alta, si frigge, il peperone non si deve friggere. In realtà questa operazione nella padella con i pezzettini, vedete poi perché, serve semplicemente per togliere il sapore di crudo del peperone che a molti... Per ammorbidirlo, va? Diciamo per dare quella sensazione di amalgama con il calore, perché il peperone comunque notoriamente va preferito cotto piuttosto che crudo, per quanto si può mangiare assolutamente anche crudo. Questa sorta di scottatura, se vogliamo chiamarla così, insieme al burro serve solo per dare, come senti già, questo odorino ottimo che... E intanto il burro si scioglie e si amalgama. Si scioglie, quando ti sciogli come burro, da oggi ti sciogli come puparuolo nel burro. Abbiamo amalgamato. Nel momento in cui questa noce di burro è un'operazione molto veloce, ti ripeto, una scottatura, nel momento in cui la noce di burro si è totalmente squagliata, si alza un pochettino la fiamma come ho fatto in questo momento e si lascia per altri 2 minuti a rosolare il peperone. Aspetta, questo non ci occorre. Coperchio senza? No, senza, assolutamente. Noi siamo come il diavolo, facciamo appendere senza ricopire. Così, per cui praticamente, come vedi, questa operazione, girare bene per assicurarsi che tutti i peperoni ovviamente
usufruiscano di questo calore dato dalle padelle nuove che ha accattate per l'operazione televisiva, mi fa piacere. Allora mi porta a casa e mi porti in me. Quindi insomma è fatto così. Ah, che bello odorino, Senti, ma avevi bisogno pure del mini pimer, ho capito bene? Brava, allora mentre io finisco di scottare i peperoni, tu brava, dovrei averlo qua. mi prendi il mini pimer. Per la signora che ha detto spazza e testo mini pimer, noi diciamo che è un frullatore. Il frullatore, in realtà il può frullatore. essere anche un robot da cucina, basta che sia, come lo facciamo vedere magari in camera, Facciamolo vedere. qualcosa che serve poi alla fine per Quello tritare, a immersione, sminuzzare, insomma. per rendere, per liquefare. Ti piace liquefare? Molto, da freddo questa addosso. operazione come vedi è già finita. Ora che cosa facciamo? A padella calda ma spenta prendiamo immediatamente il primo pochino di panna. E che cosa facciamo? Mi aiuto con un coltello? Meglio se prendiamo il coltello. Ecco qui, con il coltello apriamo. qui. Ecco qui. E che Tanto cosa c'è bisogno facciamo? della spina. Lasciamo il peperone in padella calda, mentre tu prendi ovviamente il mini pimer. Faccio vedere faccio che cosa spazio. facciamo. Fai spazio, aspetta che io, visto che ci vorrebbero le forbici, sono sempre nel cassetto? No, vabbè, ma che ce ne fai? Tu ci sei? Ma come si va? fa? No, ma fai, Ma ste forbici sono pure pericolose. Ma nella no? peggiore delle ipotesi ci tagliamo un dito, che ne abbiamo Male altri sei, 9, ne abbiamo altri, 10. ne tagliamo 2, ne abbiamo altri 8. E chi te ecco, vabbè, perfetto. Allora, Ok. siccome basta un foro, prendimi, se non sbaglio, del mini pimer ho veduto prima, mentre tu aprivi distrattona che non sei altra, anche quel gingilletto, Certo. questo qui, che mi serve appunto per versare la panna. Aspetta che perlomeno adesso a provare fino a poco. Io lo poso intanto il burro, no? Sì, come vedi la padella è ancora calda ma a fuoco spento, se no ripeto il peperone si frigge e non va bene. La panna va versata lì dove poi andremo. Ecco. Ricordatevi che io non faccio questo mestiere, quindi quello che farete voi potete fare sicuramente meglio di me e sporcare sicuramente di meno, perché come dice Joy Bastianic, tu hai sporcato cucina, tu schifo di merda, tu non va bene così, tu non ho fatto bene, tu fa meglio perché altrimenti ti ho promosso, capito? Tu fai cantante, non rompere il cacchio in cucina. Metti questo così. Allora, dopo che avete messo la busta di panna, una intera, spremiamola bene. A te piace spremere, Stefano? Non tanto. Ecco, io invece spremo, come vedi, quando fino all'ultima goccia di panna l'abbiamo messa appunto qui nel cosino, prendiamo nuovamente i peperoni caldi, aiutandoci a questo punto con il cosiddetto cuppino. Va bene. Qualcosa, o anche una vota pesce se vuoi. Va benissimo. Sì, ecco, questa va benissimo. Poi Questa quella ti piace? Fammi vedere. No, mi piace Preferisci questa qua. l'altra? Questa qua perché mi ricorda, ti spiego, quando ero piccolo mamma mi picchiava con le cucchiailla che avete già visto. Quando il danno era grave, pigliava a vota pesce. Quindi questo è il sono ricordi risultato, d'infanzia. questo è il risultato Piatto, dei bravo. tanti. Perfetto, con la cuppini. votapescia mettete piano piano, diciamo se avete uno strumento più consono all'operazione, è buono che voi lo adoperiate. Frattanto diciamo che va benissimo la votapescia, come vedete, non so come non ho ancora versato un peperone, ma tra un poco No, lo ce la faremo. faremo. Ecco qui. Ti piace l'odorino? Frattanto mi dispiace che gli amici da casa non lo possano sentire. Tantissimo. Ecco qui. Allora, piano piano. Sai che anche faccio? perché- Posso calare la Sì, pasta intanto? No, devi Ancora no? aspettare. Falla bollere, metti magari più lento Ok. il fuoco. Allora, dopo mettiamo il resto dei peperoni. Il mini pimer è in corrente, quindi a questo punto io non so quanto sporcherà così perché ecco qua, ci proviamo piano piano. Come vedete, frullate questo impasto fatto del peperone scottato e la panna da cucina. Fatelo con forza in modo tale da sminuzzare quanto più possibile i peperoni. Quando è che vi accorgete che l'operazione sta andando a buon fine? Quando vedete che la panna si colora ovviamente del colore predominante che è il giallo, certo. il giallo dei puparuoli. Ecco, come vedete, noi lo facciamo ancora di più. Ecco, una prima parte è andata a buon fine. Boh, si era spruccato forse, Stefano, mi Ma dispiace. sei sporcato per qua, vabbè, ma fa quello nulla, che- dai. Ecco, questa è la pezzolina. Mi serve qualcosa per poggiarci questo sopra perché mi dispiace toccare. Dai. Ecco qui. Ecco qui. Allora, vedete, è ancora un po' troppo liquida, ovviamente perché? Perché siccome le quantità sono calcolate, per renderla ancora più densa, Bisogna dobbiamo aggiungerne mettere il gli resto altri. dei peperoni. Quindi che cosa facciamo? Facciamo così. Vedi ancora. E voilà. Mettiamo tutti i peperoni, così, come vedi, ancora un po' così, ecco qui, diciamo che ce l'abbiamo fatta, abbiamo versato poco e niente. Ce n'è un altro? Sì, allora sta. O là, Ce n'è un noi? altro, noi visto, Che mano, pure mi piace. Dallo a me, dai, dallo a me. Le mani sono mie, ecco qui. Già da solo il peperone con un po' va bene. E
e rifacciamo la Sì, stessa operazione, giusto per far vedere che giusto? siamo persone non proprio zozze al massimo. No, assolutamente. Usciriamo. Così. Ottimo. Allora, intanto sai che faccio? Se tu cavi la pasta, io comincio a mettere la tavola perché siamo secondo me in ritardo. Brava, l'acqua Che dici? bolle ormai da un po'. E allora cosa facciamo? Usiamo il coperchio che alla napoletana, parliamoci chiaramente, ma quando mai noi napoletani abbiamo usato un coperchio per fare la pasta? Allora lo buttiamo dentro, la penna rigorosamente rigata, io ne butto mezzo chilo abbondante anche Luca, li tengo in stand-by, giusto? La perché noce la noce moscata? ci serve dopo, Ok. alla fine è un tocco, e come faccio rivedere Ok. il nostro bel preparato di peperoni, panna, un pizzico di sale, dimenticavamo, ma si può mettere anche a crudo, lo facciamo subito. Va bene. Questo è quello grosso, invece noi prendiamo quello fino. Dov'è Stefaniuccia il sale fino, tesoro mio? Lo È prendiamo qui. da qui, perfetto. Un pizzichino di sale fino mentre la pasta bolle, giusto? Lui, senti, ti devo fare una domanda. Dimmi amore. Siccome tu arruoto tutto Napoli con il tuo programma alla radio, Sì. di cui è pazza veramente la città intera, mi chiedevo, ma se un personaggio tuo Sì, dovesse... Sì, dimmi. Sì, se un personaggio tuo dovesse raccontare questa ricetta. La signora Carmela. La signora Carmela è un personaggio storico, rappresenta in realtà No, sì, dove sta la donna il- napoletana la tovaglia? antonomasia. Me la vuoi pigliare un attimo, al volo? Dicevi? Dicevo, la signora Carmela che cosa ti dice? Madonna, io ti ringrazio che mi hai invitato a cucinare perché tu stai, noi stiamo donne da altri tempi e quando Mica veniamo te- pure a casa della gente qualcosa mi fa che mano in mano, stop in stop, hai capito? E quindi insomma direbbe così, la prima cosa è, i figli tuoi come stanno? Tutto a poco, giù di me la mandata, signor. Quando ne ti? Durice. Mamma lo hanno tirato la fa! E quindi insomma direbbe un po' così. Vediamo la Oh, pasta. scusami. Se ti è possibile non menomarmi, però insomma. Ci provo. Finita la tavola. Senza impegno ci Mettiamo provo. ancora un po' la pasta. Ah, una cosa che voglio dire, ve lo faccio Sì. qui quando sono ai fornelli. A me la pasta piace al dente. Penso quasi a tutti i No, napoletani. invece no, perché ti posso dire che c'è gente che per loro al dente significa tendente al molliccio. E siccome vi dico un consiglio personale, non rispettate mai il minutaggio di cottura che sta in coppa a busto. Perché se Provatela. la pasta sa da assaggiare. Se siete poi persone incerte, manate 10 maccheroni e più e assaggiate 10 volte, ma non ruota la pasta nuova. C'hai ragione, Si deve perché togliere, diciamo subito dopo, un poco dopo che azzeccano i denti. Come si dice, azzecchi indirienti. D'accordo? Adesso vediamo un po'. Understand. Ecco qui. Mentre la pasta continua a cuocere, ti voglio far notare, Stefano, che io ho messo qui padella che Yeah. mantenuto, non tolto ancora dei mesi, non perché io non voglio far lavare a te, ma semplicemente perché io dopo devo usare un'altra volta, perché faso finale, padella serve proprio per... Però perché per abbiamo sia altra qualcosa. panna, quindi... Pur altra panna non serve, fate comprare più e così tu trovi. La prossima volta che io vengo, perché uno va bene, e quindi padella tenuta qui, d'accordo? Ecco. Luca, la prossima girata alla- stavolta hai cucinato tu, la prossima volta fa pure la spesa, Luca. No, la prossima volta porto un ristorante direttamente. Fa niente, telecamera, un ristorante, va bene, così abbiamo una cosa di soldi da ristorante che pubblicizziamo. Allora aspettiamo, ma fammi fare un elogio alla tua bellissima tavola. Voglio dire. Degna del miglior ristorante, da notare il bicchiere di plastica. Il galateo che la Zizolfi conosce veramente bene. Complimenti Zizolfi. Ma noi siamo più pratici. Brava, ma soprattutto guarda il cavolo. Ma perché esistono queste cose? Gesù. Devo comprarle, mi Allora che ricordano facciamo? l'asilo. Pettiniamo le bambole? No, mi ricordano l'asilo quando mamma mi metteva in due termossi. Queste cose belle, ma sono monouso. Ma come, ma tu vieni a casa mia, cucini e poi ti mettiamo un piatto? Pure hai ragione. Non è carina, dai. Però scusa, È come se gli dessi il ticchitolà mi stai li ha stillendo in comprati braccia. questi la produzione o tu? Io? Perché sono belli. Però io pensate, per valorizzare anche il lato estetico del piatto, li va a pigliare bianca, hai capito? Perché si moggia fanno fatto. E però morivano poi bianchi, erano dozzinali. L'importante è che dozzinale non sia la nostra Tu amicizia, sei- ma che sia centenaria. Ma tu sei un uomo ricercato, non potevi Grazie. meritare un Sono piatto così bianco. ricercato che è meglio che mi messo una regina di perché sennò non ti piace. Quella non chiamata, ricercato. Allora, per quanto io credo prematura sia, insomma, la prima fase di assaggio va assolutamente fatta. Certo, quando tu vedi, quando sollevi con la cucchiarella la pasta e la vedi ancora di un colore Hai bisogno di una bello forchetta? carico. Ferma, no. Ecco, la gente poi, volevo far presente che una cosa che sembra una sciocchezza, quando prendi la gente si mette paura di pigliare in mano perché dice no, ma che ne cosa, come a che? Invece voglio dimostrare a tutti che non è così. Quindi perché... Scherzando, sto scherzando, vabbè, non scotta per niente, prendiamo un maccarone, così, Com'è? zibedo. Buono, pure a me ti piace. Un po' di sale doppio. No, è che capito, non trovavo il sale doppio. Ho messo quello fino. Diciamo, ci può faccio proprio un bello po' di sale, perché il sale fino per cucinare la pasta, assolutamente. Questo dovremmo dirlo a Luigi. Luigi il cantero di Parigi. Ecco, questa è scappata così.
Luigi, mi raccomando, Vieni così. Poi ti ho messo la noce moscata qua. Sì, quella tienila lì perché in realtà fa parte della fase. C'è bisogno di tagliarla, vero? Coreografica, sì, poi ti faccio Ok. anche vedere come. In realtà la noce moscata non va tagliata, ma va grattata. Allora, continuiamo con la nostra pasta. Frattanto, visto che mi trovo senza fare un cacchio, se c'hai un coltello, diciamo a punta. Questo qui è grande oppure ne hai No, bisogno uno di più uno piccolino, ma magari un po' più efficiente. Ma va benissimo questo qui, va bene Ok. questo qui. Prendiamo così cominciamo anche un attimino. La noce moscata, guarda, sembra un elemento così inutile, ma se tu sapessi quanto è importante per arricchire il finale, no? di Proprio gusto. È una spezia così, io la adoro, esotica tra le altre cose. Non è nella cultura italiana, tantomeno in quella partenopea. Allora, tutto. Quella partenopea è poco usato, Sì, questo assolutamente fatto degli aromi, sì, vero? Sì. Allora, Noi siccome- siamo più per l'olio. Noi che cosa facciamo? Togliamo giusto la scorzetella, come vedi, così. La tagliamo un pochettino così, la parte iniziale, così. E poi stesso col coltello, usiamo il coltello dopo per grattare, vedi? Ok. Guarda, l'ho aperta, guarda, sentila un po' da lontano, guarda che. Dice, vedi? Adesso sì che si sente. Va bene, non dare ritmo, levate la sotto naso, Vabbè, vedi? facciamo dopo, ecco qui, perfetto. Vediamo la nostra pasta che sta. Credo che stavolta ci siamo. Ciao! Voilà. Ci siamo, eccoci qui. Allora siamo nel punto di cottura, giusto per esserne certi. Prendiamo il maccaroncino. Ci siamo. Che si fa, dai? Diciamo che con un po' di calma avrei messo ancora un po' di sale in più. Ma va bene, che si fa? Mascola la pasta. Allora, Vai. accendi qua mentre io scolo la pasta. vai. Ok. Anche se l'atto di scolare la pasta è anche un atto di affetto, se vogliamo. Metti sempre a fuoco Basso. lento, perfetto. Vero? Ecco, mentre io mantengo lo scolino, tu puoi scolare se vuoi. Mi raccomando, Ok. abbiamo l'acqua fredda, se no ci cassammi i tubature tuoi che sono nuove. E non è il caso. Vai, vai, scola con la pasta, vai tesoro, vai. Ok. A volte mi chiedo Stefania se tu sai cucinare. No, assolutamente. Perfetto. Allora, scolate bene. Non a Sì, è caso t'ho acceso. invitato. Vai, vai, qua Attenzione, acceso. la pentola è lì. Allora, che cosa faccio? Come vedete c'è ancora la goccia d'olio messa sul finale, un poco del nostro preparato qui. Non c'è Poco bisogno di girarlo l'olio lì. No, niente, lascialo lì, Ok. tanto dopo sarà tutto messo lì. Mettiamo la pasta nella padella per dare un ultimo soffrittamento. se Un così si può salto? dire. La facciamo saltellare? Guardate che salto, 4 salti in padella. Ecco qui, Questa girate te- bene. questa te la lascio qui o ti serve? Sì, lascia sempre lì, Ok. mentre piano piano andate ovviamente ad aggiungere il nostro preparato al peperone. Piano, girate bene, alziamo anche un po' la fiamma se vogliamo, che tanto si deve scottare la pasta, insaporire al meglio. Ecco qui, continuiamo. Così, cominci a sentire il profumino, Stefi? Comincia a sentire la voglia di mangiarlo, però. Mo c'è un mangiamo, non ti preoccupare. Tengo già la Mamma fa- forchetta a mano. La gente da casa si pensa che noi stiamo facendo perché mamma Pavarino, ce l'abbiamo mangiato. No, assolutamente. Non esiste, Così, ancora un po'. E finalmente prima ci fa la paschetta. Luca, ma questo sistema di versarlo così lentamente è voluto? Ma certo, Oppure. ma perché tu sai che le cose fatte lentamente sono quelle che riescono meglio. Vai, chi va piano va sano e va lontano e anche il tempo. Ecco qui, vediamo un pochettino. Come vedete è quasi finito il preparato, lo versiamo tutto. Ecco, vedi, abbondante. C'è bisogno che si asciughi poi? No, in realtà basta farla scottare altri 2 minuti mentre giriamo. Preparato, Ok. questo lo Dallo possiamo me? riporre, Ok. lo metto lì. Grazie amore, tu sai, ti faccio fare il meno possibile. Vedete, si fanno le bollicine date dalla cottura. La pasta la giriamo un po' di più, la saltiamo, alziamo ancora un po' con la fiamma, giusto un minutino. Così. Ecco qui. Ah, che buon odore, che buon odore. Ma sei bravo pure ad impiattare tu? A dirti la verità sono bravo a rimpiazzare perché poi ti chiamano un cantante, poi chi non bene mi chiamano a me. Diciamo, non sono bravo, però ti posso dire che oggi lo farò in virtù del fatto che c'è il tocco finale, come tu vedi, dell'attesa noce moscata. Quindi giriamo così. No, perché li ho portati qua accanto a te. Voglio vedere cosa si rifà. Ah no, aspetta, però ti voglio dire una cosa. Il vero chef impiatta a tavola, non impiatta. Ah, bene. Allora te li preparo qui, guarda. Te li preparo qui. Ecco qui, lo facciamo così si vede meglio. Buono mi ha chiamato Aglia, dire no, tu impiattiamo. Ok, allora. Vai, diciamo puoi che è marcarla, andata. vai. Ora mi serve il cuppino. Ce l'abbiamo un cuppino? Ce l'abbiamo il cuppino, sì. Eccolo, guarda che cuppino che tu di me. No, ti prego. Ecco qui, vabbè. Allora dicevo, finiamo così. Io voglio poi fartela degustare nel mio modo. Lo so che i tempi televisivi sono ristretti, però io lo devo fare in modo che veramente ci mangiamo una cosa fatta bene. Fallo bene. Ecco qui. Io lo faccio bene, così. Usiamo la cucchiarella, arriviamo al tavolo. Facciamo vedere, guardate qua, questa venendo famo, no? Prendiamo un cuppetiere.
Allora, le porzioni napoletane sono generalmente generose, siccome noi non siamo la nouvelle cuisine, diciamo che... Luca, senti, ma tipo, hai mai provato a metterci un po' di basilico? Ma assolutamente, diciamo che credo sia un... Io sono per la sperimentazione, non ci ho mai provato, ci proverò. Ma no, quando te la fai tu solo ti metti un basilico, che ti fai fatte tu? Dicevo così. Secondo me invece ci stava bene il basilico, ecco. Basilico, non so, perché devi... Vabbè, mo si muore perché la zucchina non l'hai Va bene, la prossima volta lo faremo. Ok. Lo piattiamo. Come vedete, appare un piatto esteticamente, come dire, semplice, come del resto lo è nel sapore, per però quanto inedito. Ecco, facciamo una porzione semi-napoletana, diciamo così. Ok. Poi che cosa facciamo? Proprio Tanto comunque adesso c'è Questo tutta dopo la facciamo troupe, tutto, c'è la troupe. tutta la troupe della trasmissione, adesso si avventerà sulla pentola. Nel frattempo, miracolosamente, senza che tu te ne accorgessi, ho trovato addirittura il grattino per la noce moscata. Facciamo vedere. Ma Vieni ce a fare un l'avevo primo il piano. grattino, Vieni a sei fare tu un che hai primo piano. dubitato. Hai ragione. Allora, che facciamo? Così, ecco, a mo' di tartufo, un po' Fammi vedere, fammi vedere. Si gratta sopra, vedi? Come se fosse del pepe che tu vedi poi sul risultato finale. Gratti e si fa questa grattatina di noce moscata. Che dà gusto al piatto. Diciamo che dà un retrogusto finale minimo, ne basta poco, basta far vedere i classici puntini come se fosse del pepe. Ecco qui. Così, ancora un poco di qua. Sai che faccio? Prendo le sedie intanto? Brava amore, pure perché a letto No, perché pure voglio se mangiamo. assaggiare. Ecco qui, ci siamo. Mo' è vero che in televisione tu dici per forza che è buono, però dammi un giudizio. No, ma assolutamente, se fa schifo te lo dico. Ok, gratto un po', ecco qui. Ti piace la noce moscata o ti piace meno? Così ti do quello con meno noce moscata. Mi fido di te, vai. Allora prendi quello con meno, poi se ti piace il castello grattiamo. Ok. Riponiamo, ci sediamo? Sì. Vai giù, questo è il momento della verità. Allora, Mamma mia. innanzitutto volevo dire che il Galateo prevede, se me lo concedi, che non si dica più buon appetito. Assolutamente. Ma siccome tu dici Cioè, tuo saprei papà, fiondare. lo voglio riuscire pure io. Per cui, cara Ci possiamo- Stefania, fionda. Buon appetito, ok. Vediamo un po' com'è, giriamo giusto per dare la noce Così, moscata. per far passare a la noce tutto moscata. Il piatto, Già si sente con la forchetta che la cottura è ottima. di la verità. Sì. Te ne La accorgi? facciamo insieme la prima forchettata? Ok. Vai. La vediamo. Che buonissimo. No, il giudizio lo devi dare tu. Non stai accattando questo fatto, devo dire. Parla tu, devi parlare tu. No, Sto molto buoni, aspettando. molto buoni. Sono buoni? Molto buoni. La ricetta è semplice, Sì. facile, economica, che di questi tempi per le casalinghe è molto importante. Anzi, sai che facciamo? Noi finiamo di mangiare, poi sparecchiamo, mi dai una mano, visto che hai cucinato, mi dai Sarà pure un la piacere. mano. Allora giusto perché pare brutto, No. prima che mangiamo e torniamo. Però poi dopo torniamo Torniamo. perché voglio dare la ricetta alle persone Buon da appetito, casa. va, nada frutto. Buon appetito, buon appetito. È bello mangiare. Tutti con me, vai! Dai, basta però. È il No, secondo io piatto che hai sono mangiato. Talmente che è buona. No, buono. Il secondo È il piatto. secondo, però adesso basta, dai. Mi Pure fermo. perché dovremmo fare un piccolo riepilogo, dobbiamo dare la ricetta. Cosiddetto sunto. Sì, Il sunto. esatto. Faremo il sunto, allora il piatto è molto semplice. Bisogna semplicemente preparare. un Come si peperone chiama? giallo. Le Si chiamano pennette? Le pennette rigate alla Luca Seca. Ok. Molto semplice, ma non perché lo voglio dire, perché senza offesa non ho visto nessun altro che le cucinava, quindi me ne prendo Da i questo meriti. momento in poi sarà la E il pennetta di nome. tutti. Ecco, me lo auguro. Allora, un peperone giallo, un peperone rosso, del quale rosso usufruiremo solo un terzo, una piccola parte, tant'è vero che il rosso, come vedete, quasi non si vede. Il giallo invece lo prendiamo tutto, eliminando solo il turzo. Poi che cosa facciamo? Li tagliamo tutti a pezzettini, li mischiamo i due peperoni, li mettiamo in una padella, li mettiamo a soffriggere, se vogliamo, leggermente con una noce di burro. Quando la noce di burro si è squagliata e si sono amalgamati bene i peperoni, mettiamo i peperoni insieme ad una busta di panna in un robottino, un mini pimer o qualsiasi aggeggio che possa tritarli. Li tritiamo per bene, aggiungiamo un filino d'olio, poco, se vogliamo ancora un po' di burro a discrezione e un tocchettino di sale. Dopodiché mettiamo la pentola a bollere o a bollere, insomma se siamo a bollire, se siamo napoletani. Quando la pentola bolle con il sale doppio e non chillufina. Grazie Luigi A un sempre. certo punto, grazie a Luigi, noi mettiamo praticamente la pasta, buttiamo la pasta. Nel frattempo, prepariamo la pentola nuovamente perché la pasta avrà una scottatura finale per insaporire e amalgamare meglio il tutto. Buttiamo la pasta, mettiamo il preparato che abbiamo ottenuto nella padella, dopo aver scolato la pasta mettiamo le penne all'interno della padella, dopodiché giriamo per circa 2-3 minuti. Quando cominciamo a sentire questo odore, mi permetto di dire perché adoro i peperoni, molto forte, molto fragrante,
il piatto è pronto. Come tocco finale, una volta impiattato, ovviamente noi mettiamo un pizzichino a mo' di pepe, Di noce moscata. che come vedi si sentiva e non si sentiva, ma era giusto insomma. Ma tu fai radio come cucini? Spero insomma di farla un po' meglio, per quanto mi permetto di dire che un piatto così io lo mangerei, perché credo anche la troupe abbia gradito, ne sono felice. Insomma, nel paragone la gente da casa, pure se non ha assaggiato, avrà capito che l'hai fatta proprio buona questa pasta. Ti ringrazio e soprattutto ti ringrazio di questo invito, onorato di essere stato a casa tua. Onore mio di averti invitato, poi io devo fare i lavori a casa. La prossima casa ti reinvito un'altra volta. No, però si fa un programma un po' per fare la caduta, venga a fare una bella situazione. Pure buono, ci ho già pensato. A produzione, se fate un programma su. Senti, io non ti ho offerto manco il vino, ma sai No, perché? no, Perché la puntata precedente mi si è ubriacato un cantante. Veramente? Non ti posso fare Ma manco il poi siete nome. andati anche a letto insieme? No, ma sei pazzo, No, nel assolutamente. senso no. perché sei dormuto. No, io da una parte e lui dall'altra. Quindi sì, Siamo andati a letto separati. ho capito. Hai Allora, capito? va bene, allora, mi dispiace che ne hai buttato vino perché io sta separazione non l'esse fatta. Mannaccio, vabbè. Senti Luca, ti saluto, ti ringrazio. Grazie tante. La prossima volta fammi anche la spesa, Grazie a tesoro. voi. Ok. Chiocciolatevi tutti. Ciao! Ciao.